E spunta una circolare del Ministero dell'Interno che invita a sollecitare le stesse imprese perché valutino di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green Pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti. Cosa significa non è chiaro? Quello che sembra chiaro è che il 15 ottobre è alle porte. Se un lavoratore non vaccinato vuole andare a lavorare e vuole sottoporsi al tampone, bisogna garantirgli il test. Perché a quel punto, se nessuno gli fa il test, ormai abbiamo i casi di lavoratori che ci dicono: sono andato a prenotarmi il test ma non c'è più posto nelle farmacie da nessuna parte, vorrà dire che quel lavoratore ha fatto tutto quello che doveva fare ma non ha trovato una risposta dal pubblico o dal privato. Per questo io penso che diventerà una situazione veramente difficilmente gestibile. Dobbiamo invece approfittare della rete delle imprese, dar loro modo di fare i test in azienda con dei test fai da te se lo vogliono fare, e lì agire. A me spiace poi che a livello nazionale ci sia qualche illustre rappresentante delle imprese che dice che non c'è nessun problema. Poi a livello locale, dove comunque i problemi li troviamo, vedo che anche il presidente Carraro di Confindustria solleva il problema, ma è inevitabile perché comunque questo è un problema. Ed è altrettanto vero che le prenotazioni di nuovi vaccini in Veneto ad oggi sono di circa 4.000-4.500 unità, quindi se pensassimo che la montagna dei 590.000 teorici lavoratori veneti ancora da vaccinare si vaccini prima di venerdì, vi dico che a 4.500 al giorno per venerdì ne avremo, se siamo bravi, 15.000 di quei 590.000. La nostra effettiva capacità di fare tamponi per il lavoro è veramente molto più bassa di 50.000, perché considerate che noi già 50.000 li facciamo comunque per altre attività. Si andrà magari un po' in riduzione, si cercherà di fare la nostra parte, però guardate, è una montagna non scalabile quella di pensare di poter fare 590.000 tamponi ogni 48 ore. Quanto ai disordini di sabato a Roma è stato indagato anche il leader veneto di Forza Nuova, il veronese Luca Castellini. Da Padova e da Verona sono partiti alcuni facinorosi che poi abbiamo visto nei fatti di sabato, due città che confermano avere delle presenze problematiche. Sì, guardi, ha detto bene delle presenze, perché poi il Veneto è fatto di circa 5 milioni di persone, Verona è circa un quinto tra la città e la provincia, circa 1 milione di persone, altrettanti sono a Padova e la stragrandissima maggioranza, la quasi totalità delle persone invece è esattamente l'opposto. Noi siamo una comunità di persone accoglienti, di persone disponibili, di persone che legittimamente, io ritengo che sempre legittimamente si possa protestare, si possa avere un'idea differente, ma non esiste la violenza, cioè la violenza è condannabile senza se e senza ma in qualsiasi situazione, a maggior ragione se poi vai ad aggredire un'organizzazione sindacale, un'associazione, un partito, che sono espressioni delle nostre libertà costituzionali, cioè del fatto di aggregarsi, di poter avere una propria opinione. I fatti che sono accaduti sabato sono insostenibili, inqualificabili e non giustificabili. E dico anche un'altra cosa, che in questo Paese queste cose accadono, ma a 360 gradi, e mi fermo lì, perché comunque siamo diventati il Bengodi dell'impunità.